promesse di autonomia che fanno i vari esponenti in questo momento in Veneto, perché pare che il leitmotiv sia quello dell'autonomia, perfino il PD balbetta di autonomia quando i suoi esponenti hanno bocciato recentemente una proposta di legge in Parlamento di Veneto a statuto speciale. Ecco, sono tutte proposte fasulle, sono delle grida manzoniane, non hanno alcun senso, non solo per ragioni storiche, cioè degli ultimi 20 anni. Abbiamo visto che negli ultimi 20 anni tutte le proposte di autonomia si sono infrante nel nulla, perché autonomia significa che debba essere concessa da qualcuno che nel nostro caso non la vuole concedere. Ma appunto sono delle proposte fasulle anche perché non tengono conto del fatto che questo Stato non solo non vuole dare l'autonomia, perché è una concezione ancora fascista dello Stato. Flaiano parlava del fascismo degli antifascisti, e questi sono antifascisti fascisti, cioè la loro idea di Stato è quella di uno Stato centrale. Il governo Renzi sta attuando la peggior riforma centralista, neocentralista dal dopoguerra in qua. Dopo l'eliminazione delle province c'è l'attacco alle regioni, privandole di risorse economiche, privandole di materie di competenza speciale. Quindi dicevo non solo questo Stato non vuole darla e non può darla, attenzione, non potrà darla perché le condizioni economiche sono talmente defedate, con 2.000-2.100 miliardi di debito pubblico, quello che non può permettersi il lusso di concedere autonomia finanziaria a qualsiasi parte del paese, al di fuori di quelle che ce l'hanno già con lo statuto speciale. Quindi è una sonora bugia. Chi promette autonomia mente sapendo di mentire. Quindi l'unica strada possibile è quella dell'indipendenza. Si dirà, ma l'indipendenza è un sogno. È un sogno fino a che ne parlano in pochi. Diventa un progetto politico quando un popolo prende coscienza della propria storia, della propria identità e della propria forza anche sociale ed economica, come quella dei Veneti, e si appropria di questo progetto e ne fa il progetto portante del proprio cammino storico. Se i Veneti prendono atto di questo, se cominciano a parlarne seriamente e non contrastare questo progetto con battute da osteria o con paure da Don Abbondio sull'articolo 5 della Costituzione che non ci consentirebbe l'indipendenza, è come dire a qualcuno ma guarda non puoi uscire di casa perché ieri mattina è stata fatta una legge che impedisce ai cittadini di uscire da casa prima delle 8 del mattino. Dice ma io esco alle 7, non puoi perché c'è una legge che lo proibisce, è la stessa identica cosa. L'articolo 5 è una norma tirannica, è una norma non democratica se interpretata in questo modo, e cioè nel modo in cui un popolo non può esprimersi a favore del proprio destino, e quindi non dobbiamo avere paura. Veramente l'unica via è recuperare i nostri soldi, sono tanti, 21 miliardi di euro all'anno sono una cifra immane, enorme, da sistemare un bilancio. 5 milioni di abitanti come la Danimarca, come la Finlandia, come la Norvegia, 500.000 imprese, le Dolomiti, Venezia, il Garda, la pianura veneta, tutte le nostre eccellenze. Non abbiamo paura né di perdere il Made in Italy, perché il Made in Veneto o in Venezia, se vogliamo, il marchio Venezia attrarrebbe tutto il mondo. Non abbiamo paura di dover discutere del debito pubblico, perché noi non abbiamo mai prodotto debito pubblico, semmai i soldi dovremmo chiederli indietro e non darli. Non abbiamo paura di niente. Viva San Marco!